Esordi contrastanti, ambizioni diverse, il San Giorgio a caccia la seconda vittoria quest'oggi davanti ai suoi tifosi. Empedoclina che è chiamato a una grande prova di forza dall'impianto sportivo Licauli di Piani Albanesi. San Giorgio Piano Empedoclina, amici di Sport Sicily, buon pomeriggio a Fico Aldarella, seconda giornata del campionato di promozione Girone A. Oggi il San Giorgio Piana gioca ancora dopo la vittoria, la goleada 0-7 contro il Carenze, e gioca davanti ai suoi tifosi che infatti regalano loro un colpo d'occhio spettacolare, non solo perché la tribuna è piena, ma anche perché presentano questo striscione che ha tanto significato. Ma adesso si parla della partita perché cambia solo un uomo degli 11 schierati a Carini, mister Chinnici. Parte dalla formazione partiamo da quella dell'Empedoclina che si schiera in porta con Scannella, poi Kujabi Musa con la numero 2, Angelo Sanfilippo con la 3, numero 4 è Bamba Tauda, il numero 5 è Yubua, numero 6 è Daniele Riccobono, 7 è Luca Zambito, poi Zioned con l'8, il 9 è Bamba che si è bloccato la prima nonostante la sconfitta dell'Empedoclina contro la Parmal, poi Giuseppe Polito con la numero 10, Giovanni Tormina con la 11, panchina continuo tutti spagnolo, Cuscio, Montana, Tirone e Presti, mentre come detto è Salvatore Portelli. Cambia solo un uomo, mister Chinnici, per il San Giorgio Piana. In porta c'è sempre il 2005 Cristian Belmonte, poi da destra a sinistra Giovenco, a destra il quartetto difensivo è lo stesso perché i due centrali sono Capitan Fabio Gaglio e Ivan Tarantino. A sinistra gioca ancora in mezzo in mezzo non c'è più Montoro, questo dietro c'è Cuccia, uno dei talenti del San Giorgio Piana arrivati quest'estate, oggi esordisce titolare a fianco di Marco Ciancimino. E poi l'attacco fantasioso a 4 è sempre quello composto da Serio, Gallo, Spina e Carioti in avanti. San Giorgio Piana che saluta i suoi tifosi che gli hanno riservato come al solito una accoglienza davvero calorosa, e siamo pronti per cominciare. Oggi per fortuna siamo dalla parte opposta rispetto alla tribuna perché scorso settimana non siamo ben riusciti a farci sentire. Si faranno sentire i tifosi Alberesce, squadre in campo, siamo pronti a cominciare. Calcizio lo batteranno proprio gli uomini in maglia rossonera per un arbitrato che si è sistemato, o meglio gli assistenti stanno controllando le porte e poi si vanno a piazzare in posizione solito 4-2-3-1 per mister Chinnici con un modulo molto offensivo. C'è anche un bel abbraccio qui fra Bamba e Carioti, due bomber, i due numeri 9 delle due squadre. Si deve aspettare un altro secondo, mi sa che siamo pronti. Subito San Giorgio che batte il calcio inizio ed è pronto a partire. Eccoli il fischio, si parte adesso. Anzi no. C'è un minuto di silenzio che verrà osservato non tutti i raccolti a centrocampo, ma in questa maniera. Si parte adesso, comincia la partita col subito del pallone lungo dalle parti di Giovenco. Cariotto, Gallo. Subito la deviazione numero 4. Si sente bene il fischio. Questo avvio un po' silenzioso, ma intanto si gioca già col pallone lungo a cercare Bamba. Di testa aspetta Giovenco, poi Cuccia, cioè chi vince questo duello a centrocampo. È la prima possesso del San Giorgio Piano ufficialmente in questa partita. Subito cambio di fronti, Giovenco che vola dall'altra parte Spini, al più lancia a cercare Carioto, apre tranquillamente il pallone Rodrigo Yubua che arriva tra le braccia dell'estremo difensore Scannella e tipo si inizia a far sentire. Oggi la prima in casa. Spina, tocco centrale, poi il pallone a sinistra, recuperato Gallo, soprattutto la palla arriva sempre tra i piedi di Giovenco. Cuccia. Immesi
Lungolina, questo palo interessante per Spina che è rapido a sinistra, sfida il numero 8 che lo aspetta al varco e lo chiude a mezzo Ziao. La palla è ancora buona però. Immesi prende il fondo, sterzata sul numero 2, si appoggia su Gioacchino Serio che svaria sempre ed è sempre la cassaforte del San Giorgio Piana. Va al cross a rimorchio basso, non precisissimo, poi allontana la difesa della squadra di Porto Empedocle. Gioca! Solo! Cuccia, largo c'è, Gabriele Giovenco riceve lui. Carioto si allarga come se fosse un esterno destro. Ciancimino, Gallo, cercato male, poi ancora Gallo però a lottare. La palla torna sempre a Ciancimino che però sbaglia il colpo col piede appoggio, ma trova una grande apertura dalle parti di Lori Spina che è 1 contro 1, può centrarsi, palcro sul secondo palo dove c'è Carioto, allontanato bene Angelo Sanfilippo. Gioca! Gioca! E allora Serio. La terzata, alza la testa, grande palla per il taglio di Gallo, posizione irregolare però. Gallo aveva messo dentro, il pubblico esulta, ma è arrivato con netto anticipo la segnalazione del direttore di gara. Prima innanzitutto l'assistente che ha alzato la bandierina per tempo e ha decretato il fuorigioco per il San Giorgio Piana che parte forte, come al solito parte a trazione offensiva. La palla come al solito inventata, disegnata da Gioacchino Serio e la posizione irregolare di Francesco Gallo, che non ha segnato la prima nei 7 gol del San Giorgio Piana, ma ha fatto un assist e ha propizzato un autogol, quello dello 0-2 momentaneo. Di testa Cuccia, vince un bel duello aereo. Poi Jack Serio, in mezzo a 2, prova a lottare e viene chiuso. Allora Yubua. Polito. Si ricomincia dietro. Lancio lungo a cercare Bamba che è veloce, deve stare attento Fabio Caio, ha un attaccante fisico e veloce come lui. Gallo, Giovenco, va al lancio lungo dove si è buttato dentro Serio, grande palla di Giovenco, c'è però la rimontata di Kujabi Musa che però non riesce a tenere il pallone, Carioto in qualche modo lo tiene, si appoggia su Spina che prova a penetrare in area da sinistra, pallone per Serio che controlla, sbaglia il controllo, poi il secondo, la palla di sbatte sul ginocchio, poi sbaglia il Porto Empedocle qui, sbaglia il Porto Empedocle. Allora prova ad avanzare ancora Bamba, contenuto benissimo da Cuccia che prende il pallone per un pallone docile. Giovenco avanza, largo c'è spazio per Gallo, Giovenco lo va a servire, ma ha capito tutto il capitano dell'Empedoclina. Bamba, pallone sbagliato qui per Luca Zambito, ma si va a destra da Tormina che prova in qualche modo a sfuggire alle decisioni dell'arbitro perché la palla uscita sul lato destro del campo, sull'auto di destra, proprio sotto la tribuna rossonera, che anche oggi si sono armati di tamburi fumogeni e striscioni. Essere accompagnati da un pubblico così bello, così caloroso, anche in una giornata così estiva perché fa caldissimo oggi. Siamo una giornata di luglio, non di fine settembre, è vero che da noi fa caldo anche in questo periodo, però sono almeno 30 gradi quest'oggi. Qui Ciancimino allontanato questo pallone, si è fatto male, la rimessa sarà per l'Empedoclina. Ciancimino ha messo il piede male, non lo devi rinviare e la Sanfilippo batte la rimessa, lo scarico di Zambito. Si abbassa per ricevere Ahmed Ziao e allora Rodrigo Boa. Tormina apre su Ziao che poi cerca il pallone in mezzo, cercare l'inserimento di Luca Zambito, c'era anche Bamba alla faccia per Cristian Belmonte. Giovenco, lancio lungo a cercare Gallo che è veloce, va alle spalle numero 3, entra in area di rigore Gallo che prova a rientrare sul mancino, cerca un compagno, rientra sul destro, ancora Gallo, si allarga, mette il pallone dentro, in realtà diventa un tiro con la respinta di Scannella, calcio d'angolo per San Giorgio Piana che prova con i palloni lunghi a sfruttare la velocità degli esterni. Con lancio di Giovenco qui a cercare Francesco Gallo che non aveva compagni, era tardato ad arrivare, infatti era l'uomo più avanzato dei suoi, numero 11, che allora è andato in proprio da solo, cerca la porta. Primo calciangolo della partita per i padroni di casa, sul pallone vanno in 2, Immesi che è un mancino e Ciancimino alza le mani, quindi presumibilmente uno schema, abbiamo conosciuto un ottimo schema su punizione di Mister Chinnici, cui sviluppo poi è nato lo 0-1
nella sfida della prima giornata ad opera di Ivan Tarantino su un'invenzione di Jack Serio, ma tutto parte da questo schema qui, che era riuscito appena non è arrivato nessuno al secondo palo. Ciancimino, Immesi, controlla, va al cross in mezzo, svetta Rodrigo Bois, poi duello aereo, ha saltato Ivan Tarantino, allontana Zambito. Doppia arretrato del San Giorgio e Cuccia, e chiaramente senza strafare poteva rifugiarsi a Belmonte, invece gestisce. Cambi gioco perfetto, prova a sfruttare subito le sue geometrie Alessandro Cuccia, che aveva anche trovato Cariotto, ma non riesce poi a mandare il pallone avanti il numero 9. Gallo mette giù divinamente la sua posizione di Giovenco, Gallo va sul mancino, poi cerca la sventagliata, ha chiuso Bois. Ancora Gallo si intromette, recupera il pallone serio, in mezzo a 3, non la perde. Scarico su Cuccia, di prima gira dove c'è liberissimo Spina, riceve, sua posizione in Mesi, premiata, visto in Mesi, pallone in mezzo al rimorchio, dove c'era messo bene Cariotto, ma per una volta difesa l'Empedoclini, attenta. Tormina, va via, cerca il pallone in profondità, poi con grande esperienza Tarantino. Calma! L'ha tenuto in campo in Mesi, in mezzo a 2. Davide! C'è fallo sul terzino con la maglia numero 3. Punizione. Punizione sull'8 di sinistra per il San Giorgio. C'è Giacchino Serio sul pallone. Passatore! Cuccia! Cuccia! La cosa di battuta sulla seconda! Ok, Saltrinone Serio la battuta sul secondo palo, dove doveva esserci Fabio Gaglio. Questa palla è troppo lunga. La sfila sul fondo si riprenderà con la rimessa al fondo per l'Empedoclina, che batterà Samuele Scannella, che ha compiuto la prima parata, pur una parata abbastanza semplice sul destro di Gallo. L'Empedoclina che deve provare a costruire qualcosa, infatti comincia con una costruzione dal basso. Pallone recuperato, Spina, Serio, 1 contro 1 di Serio che per appoggiarsi su Cariotto, ottima chiusura qui, palla che si impenna, in qualche modo ha messo fuori Ahmed e Ziao, poi prova a uscire l'Empedoclina con la palla di Bambà lunga a cercare Giovanni Tormia, non è male l'uscita, però pronta di Belmonte con grande personalità qui. E ha applaudito anche la giocata Spina. Ottimo cambilato a destra, che c'è Giovenco che prova a spingere a lungo un po' questo pallone, troppo, non può intromettersi Gallo. San Filippo, Zambito, attaccato da Fabio Gaglio. Appoggio! Ciancimino, Serio, c'è Cariotto, Serio non riesce però a portare avanti questo pallone. Ha sbagliato però il numero 2, allora Serio rientra, prende il fondo, la palla è buona, cross per Gallo. Ha chiuso Capitan Daniele Riccobono, il San Giorgio rimane in attacco e guadagna la rimessa. Voleva un maggior movimento di rigore mister Fabio Chinnici. Immesi prepara il cross e lo effettua in mezzo per il colpo di testa di Jack Serio, pallone alto. Si prova anche partendo dalle fasce ma non dagli estremi dei terzini, stavolta il San Giorgio. Poi non era un cross facile da indirizzare questo qui. Allora rinvio dal fondo per Samuele Scannella. Polito cerca Tormina che gioca esterno ma è sempre molto vicino a Bamba. Tarantino, anzi Fabio Gaglio, perdone, Ciancimino allarga su Giovenco.
Eccolo Ciancimino. C'è serio, c'è serio. Si fa vedere Serio come se fosse esterno destro, va via su San Filippo, grande spunto di Serio che poi va al traversone, deviazione e rimessa per San Giorgio. Oh, i Messi, oltre su sta palla esce Ivan e tu ti stacchi. Giovenco con le mani, non c'è nessun movimento e Giovenco tarda a battere poi Gallo. Ciancimino, Serio, sbaglia il tocco di prima, stavolta ha avuto troppo, è vero che agli occhi ovunque, numero 10, ma questa cosa non trova il compagno. Ottima chiusura qui di Fabio Caio, rimessa per l'Empedoclini in zona attacco, prova a spingersi timidamente in avanti. Caio di testa, Polito, San Filippo, traversone che scavalca Dormina ed è facile gestione di Messi questo pallone. Tarantino per Marco Ciancimino, ha fatto alzare un po' Cuccia adesso. Giocatori molto simili, di solita giocata di Serio che di spalle per mandare Gallo, che però stavolta non se l'aspettava, era molto basso Serio, ovviamente questa giocata la fa molto bene, ma quando è in una zona di campo più alta, infatti Cuccia gli va a dire qualcosa. Certo sono due giocatori che hanno una visione di gioco super. Giro palla all'Empedoclina che ha rimesso in gioco nel frattempo con Polito e va la palla lunga per Bambocchia, la velocità e occhio anche al vento, per fortuna Cristian Belmonte esce e fa su questo pallone in presa. Gran palla di Giovenco che sta inventando sventagliate ottime, trova Carioto che prova il destro, pallone altissimo. C'è la deviazione però secondo il diretto di gara e quindi altro calciangolo per il San Giorgio, sempre da destra. Ottima sventagliata di Giovenco che vede sempre o Carioto che tiene a distanza del centrale per ricevere un po' più largo, o Spina addirittura, anche se ci sono tanti giocatori di qualità a centrocampo e sulla tre quarti, non rinuncia ad andare con i cambi di gioco, con i terzini o i difensori addirittura. Solito duo a battere, però si allontana Ciancimino, allora andrà in Messi col sinistro a rientrare. Pallone teso in mezzo, arriva in allungo probabilmente Fabio Caio che non ha colpito, poi Giovenco rispedisce il pallone in aria, ha lasciato sfilare Scannella, occasione San Giorgio Piana, si è allungato Fabio Caio e poi è provato ad arrivarci credo proprio Ciancimino di testa, ma la palla troppo alta per lui. Ora Rodrigo Yubua per Bamba, lo anticipa Tarantino, poi Gallo ci ha messo il corpo, Ricco Bono che lo ha anticipato, giallo per Francesco Gallo che ha fatto, come si suol dire, da ponte in questi casi, chiaramente un fallo involontario, però nel modo della caduta ha commesso fallo su il capitano dell'Empedoclina, primo giallo della gara, totalmente involontario ma giusto secondo il regolamento per Francesco Gallo. Ottimo anticipo di Ricco Bono. In Messi. Tarantino. Cuccia non riesce a mettere giù questo pallone, la palla è buona per l'Empedoclina, Contormia che cerca il pallone sul taglio, con intervento di Ciancimino non c'è fallo, chiamava su una gamba tesa, un gioco pericoloso, insistono appunto ancora gli azzurro granata. Cuccia di prima per mandare Carioto in profondità,
cioè di Rodrigo Yubua. Ahmed Ziao riceve largo a destra, lascia lì il pallone dietro, poi il cross in mezzo, allontanato da Tarantino. Giuseppe Polito ci prova, addirittura diventa un assist per Bamba, che è sbucato alle spalle silenziosamente di Fabio Gaglio. È in posizione di fuorigioco il numero 9 dell'Empedoclina. Cuccia, 17esimo del primo tempo, 0-0 fra San Giorgio ed Empedoclina. Empedoclina si difende bene per ora, anche se il San Giorgio non ha avuto grandi occasioni. Una mezza sul calcio d'angolo, prima ancora quella di Gallo con un destro troppo debole, facile per Scannella. Ahmed Ziao a sinistra per San Filippo, che è partito bene, poi Giovenco è andato in anticipo, poi arriva il fallo da dietro, punizione. Bravo Giovenco, che d'esperienza si è messo davanti. Numero 4 tipico, che gioca nel tridente offensivo dell'Empedoclina a sinistra. Gallo. Ha sbagliato San Filippo, allora Gallo ha un po' di campo, viene raddoppiato. Zambito, non coglie i rimbalzi, neanche il primo Cuccia, poi la mette giù. Ancora Alessandro Cuccia, a rischio soppressione di Bamba, ma se la cava, arretra da Fabio Gaglio, il capitano. Giovenco cerca Carioto, la sponda un po' arretrata per Serio, che riesce a controllarlo. Governi il pallone Serio, che evita l'altro 10, Polito poi trova l'apertura a sinistra per Immesi. E cercava forse Spina, ma lascia il pallone lì e là c'è il disimpegno. Qui fa passare benissimo il pallone Tormina a favore di Zambito, cerca sempre opportunità di Bamba. Bamba. Ancora Bamba, anzi si è fiato da Ahmed Ziao, poi Spina allontana ma male. Raccolto da San Filippo, che ha pensato per un attimo di provarci, ci prova adesso, pallone che arriva al limite per Zambito, che la sposta, poi Cuccia. Subisce fallo, punizione. Qui ha battuto subito Gaglio, ma non si poteva. Tarantino. Giovenco. Immesi. Spina riceve sempre con i piedi sulla linea il numero 7. È stato il settimo gol cross per Ciancimino, scavalcato, poi il pallone messo fuori così così. Gallo, Serio, ai 25 metri. La sistema non per calciare, ma per allargare su Giovenco. Serio, cross di prima che esce un po' strozzato, Carioto controlla male. Poi la Tormina, ma non arriva, allora Immesi. Può ricominciare. Tarantino. Cambio di lato su Giovenco. Cioè buttai dentro chi dice a Gallo, invece play per Ciancimino. Ora Gallo tra le linee, forse anche in fuorigioco, ha chiuso comunque Angelo San Filippo. Gaglio. Hassan lo attacca Cuccia, non la perde il numero 4. Polito.
Yubua, bravo, quindi si impegno anche in mezzo a due, non era facile, poi Serio da dietro senza fallo, e allora occhio a Spina che si accentra, trova il collega con la 11, Gallo si accentra, dentro il pallone interessante per Serio, ha svirgato San Filippo, Serio in aria, alza destra, cross in mezzo, colpo di testa di Ciancimino, pallone alto, Serio ancora una volta va servito un cioccolatino per il numero 8 che qui l'occasione ce l'ha e come, ma spedisce alto il colpo di testa. Quando siamo soli, appoggiamoci ad altri. Sali, sali. Occhio ad Hassan, sotto non gli riesce il ponte, Gallo di testa, troppo debole però. Solo ga. Giovenco, 22 sul cronometro, 0-0. Carioto di tacco, palla interessante ma troppo lunga per Serio. Fabri. Oh, Gallo! Il 4, Gallo! Il 9 è tuo, Gabriele. In anticipo, ga. Zambito. Tormina. Ottima palla per Hassan, Giovenco quasi col sombrero e poi con no look per Gallo, anche elegante Gabriele Giovenco. San Filippo, alza il campanile, Gaio, di proprietà sua questo pallone. Carioto, trova Serio 3 linee senza guardare, lo sa che arriva Giovenco, la palla è lunga però il numero 2 non riesce a terrare in campo, un po' troppa fretta qui nei palloni dal centro verso l'esterno in generale in questi primi 23 di gara. Mentre a terra c'è Hassan che ha qualche problema, infatti l'arbitro fermi il gioco. Allora fa molto caldo, infatti mi sa che non è un problema fisico. San Giorgio è come al solito partito bene in maniera abbastanza offensiva. L'Empedoclina però non si è scomposto sia difensivamente che offensivamente, sta facendo una partita molto paziente. Adesso, anche se non è previsto il cooling break, fa molto caldo, quindi diciamo che se ne è creato uno e possiamo ringraziare metaforicamente anche Hassan, perché fa tanto caldo, sarebbe opportuno disporre un cooling break, ma forse per il periodo ormai non è più disposto, però comunque se ne sta facendo uno adesso praticamente. Sì, Hassan è un problema di pressione, perché c'è Tormina che si avvicina da panchina del San Giorgio che stacco zucchero. Infatti momentaneamente in 10 Empedoclina e si scalda un giocatore. E tu, Francia? Bamba. San Filippo non riesce a spedire questo pallone abbastanza avanti, è quello che fa Giovenco. Cuccia, scavalcato al pallone, Zambito alle sue spalle. Poi Ciancimino, fallo. Ha doppiato Bamba che si prende anche il 5 di Zambito. È sempre pulito. Andrea lungo. A cercare Bamba. Di testa spizza. Non riesce a fare la torre in mezzo. Ma la palla va alle sue spalle praticamente. E quindi rimessa al fondo per il San Giorgio. Giovenco. Cuccia. Giovenco
trova un'ottima realtà come l'Empedocline, che è una squadra che può dire su in questo campionato, nonostante la sconfitta alla prima contro il Città Bagheri Città delle Ville per 2-1. Dove ha stilato il gol Bamba in casa Porto Empedocle, però è uscito senza punti la squadra di Portelli. Qui Serio con la palla lunga su Carioto, forse gli si è alzato troppo. Occhio Davide, va bene, da! Buono! Liubois, Tormina, Cuccia gli sta addosso, ma Tormina non demorde, tiene il pallone, lo allarga su Hassan che si è ripreso, prende la fascia, va al traversone, Zambito cerca di calciare al volo col mancino, svirgola, allontana l'altro 7, Spina, la palla è pericolosa, deve gestire Riccobona all'indietro per Scannella che blocca facile, nonostante il disturbo di Serio. Mettiamoci bene, vieni qua Gabriele, sono due. Sull'est, vai Francesco. Hassan, Polito, Sali, check, sali Gallo! Scannella, giocano col portiere, quelli dell'Empedoclina, lancio di Riccobono, Tarantino c'ha fuori gioco di Tormina, Tarantino disimpegna facilmente, poi Hassan, Zambito, ottima palla, o meglio ottima idea, poi la palla è lunga. Giovenco, Serio, controllo orientato che fa fuori Zambito, poi palla nello spazio per Spina che è veloce, la posizione è regolare ma il pallone è ancora una volta troppo lungo. Aspetta Fra. Riccobono, hanno rimesso il pallone in gioco gli azzurro granata. Zambito, si stanno perdendo un po' di uscita quelli del San Giorgio. Allora c'è la gamba di Giovenco che prende la corsia, ignora Gallo, Giovenco fino in fondo, mette il pallone dentro, Liubois chiuso, era una palla interessante, c'erano 3 uomini in mezzo, seria rimorchio, Spina e credo un secondo. Altro corner, terzo della gara, totale, e per il San Giorgio tutti e 3. Oh, qualcuno che va a prendere le misure nere di... Gallo vuole andare sul sinistro, poi sul destro, poi sul sinistro, poi va il cross in mezzo, allontanato la difesa, poi Zambito spazza. Rimessa sotto la tribuna Harberesce. Nel frattempo c'è un altro pallone in campo, lo va a mettere fuori Belmonte. Oh! Carioto, stop, si gira, alza il campanile, tanto c'è fallo su Carioto, sono entrati da dietro. È lo stesso fallo nostro! Qui Tarantino è molto arrabbiato con l'arbitro che ha visto qualcosa che non voleva vedere, evidentemente. Comunque punizione per il San Giorgio, c'erano le proteste, forse per un giallo, ne è arrivato uno solo al momento per Gallo. Fallo tattico su capitano Riccobono dell'Empedoclina. Qui il San Giorgio è battuto rapidamente ma anche irregolarmente.
Cuccia! Tarantino batte la punizione e cambia lato direttamente a Giovenco. Gaio. Tarantino. Palla buttata. Poi Hassan salta, era completamente solo ma a vuoto. Ciancimino stretto da Bambà che ha allargato troppo il braccio. Punizione per il San Giorgio. Ciancimino. Cuccia. Lasciando scoperto quella parte di campo lì. Si va dai Mesi, traversone sul secondo palo. Scannella, riesce a smanacciare a toglierla dalla traiettoria di Gallo. Contatti in area di troppo tra Dubois e Gaio, i due numeri 5. Arriva il diretto di gara a calmare le acque nell'area di rigore dell'Empedoclina, sempre in mezzo alla battuta. In bomba in continuazione il tamburo Arberesce, cross al limite Tarantino, va al volo ma svirgola. Poi la palla magicamente torna dai Messi che però si fa anticipare da Polito. Tormina sbaglia, questo è troppo arretrato, ci si avventa a Fabio Gaio. Tarantino che ha segnato il primo gol della stagione del San Giorgio Piana perché l'ha sbloccata lui a Carini sugli sviluppi di una punizione. No, Ciancio! Qui aspetto San Filippo, palla persa, Ciancimino dentro per Serio che ha un'occasione d'oro tra i piedi, la più ghiotta per ora, e manda fuori il suo destro. Occasione vitale per il San Giorgio Piana con un pallone perso sanguinosissimo dall'Empedoclina. Ciancimino va imbucato perfettamente, poi forse la palla che è rimasta un po' sotto al piede di Jack Serio che ha sparato fuori e momentaneamente perdona l'Empedoclina. Aspetta, Jack! In epoca deve uscire, non è possibile. Oh, qualche problema con le scarpe, va a fare un cambio scarpe. Jack, nolla! Siamo nemmeno, Jack! Fuori gioco! Polito con lancio per Tormina, poi era credo regolare anche se inneggiavano al fuorigioco. È fuori gioco! Giovenco, comunque la linea non era salita benissimo, il San Giorgio qui. Hassan, Gallo cerca un tunnel, San Filippo però chiude bene e lascia Zambito. San Filippo la rivorrebbe, Zambito ha perso l'attimo, poi Spina sbuca su Ahmed Ziao che comunque governa questo pallone molto bene. Riccobono, allora che rimbalza alla fine ponte di Hassan che rimane a terra. Aspetta che mettessi il pallone fuori. Infatti tutto ok fra Gallo e Zambito perché Gallo ha detto anche se ho messo il pallone fuori non ho giocato e Zambito voleva che invece mettesse fuori. Gioco ancora fermo, c'è un altro mini cooling break quando siamo al 35esimo di gioco, 3-0 da San Giorgio Piana d'Empedoclina. Dice alla fine più recupero chiaramente, ma si è giocato molto, non ci sono state grosse perdite di tempo tranne poc'anzi con Hassan che era a terra per calo di zuccheri, ma si è ripreso istantaneamente poi il numero 4 di Porta Empedocle. Levati, Spina! Levati! Lore! Ehi, già Francesco! In Mesi, cross sul secondo palo, Cariotto ha chiuso Riccobono, poi Ciancimino Ce l'hai dietro! non controlla Ce l'hai benissimo dietro! questo pallone ma riesce a tenerlo. Giovenco, brutto entra qui di Hassan in ritardo su Giovenco e qui mi sa che già l'arriva.
proteste anche della panchina di Porto Empedocle. È giallo per Salvatore Portelli. È un muso duro con l'arbitro, ma adesso c'è anche Ricco Buono a parlare. Fabio! Fece! A secondo, vai! Ciaccio! Punizione, Ciaccio! Serie Giovenco. In aria Primo uomo, Cuccia! Gallo, Cariotto, Tarantino, Gaio. Anzi no, sì, rimane solo fuori Immese e Cuccia al limite. Immesi. Grande palla per Francesco Gallo. La chiusura Buona Gabriele! di Busa. Vai in mezzo, Fra! Ma sì, ora esce nel secondo tempo. Fallo qui in ritardo, Busa, punizione sul fronte di sinistra per il San Giorgio. Sono tante punizioni, cercavo anche di provarci sulle palline attive. Ciancio! Sul pallone Serio e Cuccia. Andiamo di un'ottima traiettoria da lì. Due in barriera per l'Empedoclina. Serio in mezzo. Lontana difesa. Solo. Immesi. Ciancimino mette giù. Teso questo pallone a San. Messo fuori. Tarantino va sempre con la palla lunga per Cariotto. San Filippo chiude. Veloce Gabri! Levati, Fece! Ciancimino. Qui bella uscita di Zambito col sombrero su Ciancimino, che però non molla a recuperare il pallone. Morde ancora le cavite a San. Prova a intromettersi Spina. Alla fine ha spazzato Busa. Tarantino, ottimo anticipo. Hanno poca vita gli attaccanti dell'Empedoclina, soprattutto su questi palloni con quelli del San Giorgio. Sono due centrali di stazza, d'esperienza. Qui gamba tesa di Gaio, che è arrivato in ritardo per intervenire con la testa. È arrivato in ritardo per intervenire con la gamba, nel senso che commette fallo. Yubua. La sponda di Busa, non c'è nessuno, poi Ciancimino con la nuca. Gallo. Palleggia. Si accentra Gallo, che la tiene. Giovenco. Con l'esterno fa viaggiare Cariotto sulla fascia. Cariotto prova a sprintare, prende il fondo. La palla è uscita e il campo è finito soprattutto per Cariotto. Il cronometro 41esimo, e rimettere in gioco Scannella con i piedi. Sotto andrà a lungo, sono di spesso a rinvio corto. Qui pallonata di Hassan su Ciancimino, ma penso ci sia stato anche un colpo al volto. La distanza ravvicinata, involontario sì. La calò a prestare già ammonito è Fabio Gaio, da buon capitano qual è.
lo vuole allontanare. Fece! Oh, Gallo! Appena dice una parola ti faccio uscire. Pensa a giocare. Non te ne porta un cazzo quando finisce l'azione. Muto e culo. Vieni qua, veloce. Polito. All'indietro Scannella. Rinvio lungo, preciso per Bambà. Ciancimino recupera l'ennesimo pallone del primo tempo, ottimo. Il primo tempo è il numero 8. Hassan che spinge ancora Ciancimino, non doveva fare West e qui gioca sulla becca numero 4. Arriva il giallo anche per il numero 4 e Portempedo che direi che ci sta. Perché poco fa ero graziato un po' su Ciancimino e qui invece senza esitazione il direttore di gara ha estratto la munizione all'indirizzo del numero 4 dell'Empedoclina, punizione 3 alla fine. Giovenco, lungo per Carioto che ci crede. Colpo di vento. Non arriva a Carioto che ci ha creduto, non è bastato. Gliel'ho chiamata io. Qui Schiena sta perdendo molti secondi, infatti una richiamata attenzione dell'arbitro del San Giorgio. Gallo attaccato, si gira proprio nel fondo senza fallo Polito. Bambà resiste su Giovenco, poi lascia il pallone e arriva Cuccia diligentemente, poi gattona su questo pallone per proteggerlo, si appoggia su Gaio che va lungo, serio a supporto, non riesce a spedire questo pallone all'indietro. Tormina al limite, si appoggia su Ahmed Ziao, sbuca Spina che difende molto bene. San Filippo prova a rimbastiazione per l'Empedoclina che timidamente comunque c'è, ha riservato molte energie, perché la partita è molto fisica. Giovenco, Ciancimino, ottimo triangolo, la palla lunga per Giovenco, allora San Filippo l'ha rubata. Bamba di testa. Ahmed Ziao cerca di tutto il tunnel su Cuccia che però fa guardia. Belmonte. Gallo non arriva, ci arriva Ricco Bono che sovrasta. Ciancimino è l'unico che viene incontro. Giovenco palla così per Ciancimino un po' scomoda e deve spendere un giallo, deve spendere un fallo, poi c'è da stanca la munizione secondo me. Graziato Ciancimino che ha fatto fallo sacrosanto su Hassan, ha battuto subito regolarmente Polito. Occhio a Zambito che alza la testa, cerca Bambà sul taglio, attento Fabio Gaio. Poi San Filippo si coordina per il cross che scavalca Belmonte che invece riesce a ritrovare la posizione. Rinvio per Carioto, interessante. Yubua all'indietro, male, diventa un assist per Carioto, errore di Yubua. Carioto deve tenerla in campo, frena, la tiene in campo, Carioto! La palla è uscita. La palla è uscita dal fondo. Carioto l'aveva messa dentro. Finisce il primo tempo 0-0 senza recupero chiaramente perché come ho detto si è giocato molto, si va a riposo, tanto caldo, partita bloccata e complicata per entrambe le squadre. Alla fine dei primi 45 è 0-0 fra San Giorgio Piana ed Empedoclina. Ci vediamo tra poco.
Misilmeri e Casteldaccia di fronte per il primo incontro del campionato di eccellenza Girone A, il primo tentativo è della formazione di Mineo con Claudio Velardi, uno dei volti nuovi in casa. Amaranto blocca tutto Zummo, poi all'improvviso Bisogno verticalizza per Fabrizio Monti, l'anno scorso mattatore della partita. Questa volta Zummo si oppone, poi la difesa della Don Carlo Misilmeri riesce ad allontanare, poi azione della formazione oggi in maglia blu con il cross di Pace a cercare Matera, il colpo di testa fuori non di molto, insiste sulla catena Mancina, la squadra di Tumminia con un'altra palla messa in mezzo ancora per Federico Matera, palla fuori, ma attenzione a quello che accade in questa azione. Con Lucera sulla sinistra riesce a convergere e propone il cross, non è perfetto Cascione che poi frana addosso allo Gerfo. Il direttore di gara non ha dubbi, calcio di rigore per la Don Carlo Misilmeri, si presenta dal dischetto e si prepara a trasformare lo stesso Raimondo Lucera per l'1-0 della Don Carlo Misilmeri. In gol freddissimo il numero 10 della Don Carlo Misilmeri, Cascione sfiora ma non trattiene, poi la Don Carlo può andare a nozze con le ripartenze in velocità. Qui la verticalizzazione perfetta per Vincenzo Lo Gerfo che a tu per tu con Cascione non sbaglia, non serve a nulla, non c'è bisogno del tap-in di Lucera. 2-0 a segno il giovane misilmerese, terzo anno in prima squadra per lui, e arriva anche la gioia del gol. Prova a reagire subito il Casteldaccio con questo giro palla perimetrale per la conclusione di Matteo Bisogno, bloccata senza grossi problemi da parte di Alessio Zummo. Insiste la squadra guidata da Mineo. Poi in avvio di secondo tempo la prima conclusione della partita porta la firma di Vincenzo Lo Gerfo, ma occhio a questa situazione, direttore di gara che fischia in favore della Don Carlo. Poi a palla lontana l'intervento di Bisogno su Pace, il direttore di gara non ha dubbi, cartellino rosso per il centrocampista ex Nissa e Marineo che lascia la sua squadra in 10. Non poteva esserci debutto peggiore in campionato per il nuovo numero 8 del Casteldaccio, ma attenzione a questa occasione con Lucera per Pace, per Federico, riesce ad intervenire Cascione ma non a negare la gioia del gol del 3-0 all'ex centrocampista del Mazzara. Dopo la doppietta sempre all'Aloisio nel derby contro il Marineo arriva la rete che di fatto sigilla la vittoria per la Don Carlo, anche se qui Pace interviene in malo modo a palla lontana. Il direttore di gara vede tutto, rosso anche per un altro ex Mazzara che lascia i suoi in 10 uomini. Salterà il prossimo incontro tanto quanto Bisogno, salterà Casteldaccia Nissa, salterà invece Unitas Sciacca Don Carlo Misilmeri Giovanni Pace. Qui attacca con una conclusione dalla distanza ancora di Velardi il Casteldaccia, ma la mira è imprecisa. Mineo che nel frattempo ha riequilibrato un po' la squadra, togliendo anche Fabrizio Monti con l'ingresso di Sferruzza dopo l'intervallo. Qui la conclusione dalla distanza, la parata di Cascione sui piedi di Matera che segna, ma il direttore di gara ravvisa grazie al secondo assistente il fuorigioco del numero 9 della Don Carlo. Insiste allora il Casteldaccia con questo tentativo dalla distanza da parte di Messina, la palla che sorvola la traversa, poi calcio di punizione per Ivan Lavardera, prova a beffare Cascione sul primo palo ma l'ex di turno non si fa beffare. Ultima azione della partita, il Casteldaccia vuole lasciare il proprio segno in questa gara e lo fa con l'incursione vincente di Giovanni Sferruzza subito in gol. L'ex giocatore dell'Ascari Cefalù, ma non serve a nulla, vince all'esordio la Don Carlo Misilmeri che batte il Casteldaccia. Mister Tumminia, se ti conosco un po', stai ancora pensando a quel gol di Sferruzza agli ultimi secondi? Sì, beh, già la partita era finita, però ecco, è un peccato prendere gol, comunque c'è da complimentarsi con la squadra, con la società e siamo veramente contenti di aver regalato questa importante vittoria ai tifosi, quindi l'importante era iniziare bene e ce l'abbiamo fatta. Ecco, contro una squadra grintosa e aggressiva come il Casteldaccia era fondamentale cercare di mettere un po' di gap ed è stato anche fondamentale evitare di farli rientrare in partita prima dell'espulsione di Bisogno. Sì, ed è stata una partita bella maschia, tosta. Mi dispiace per il cartellino rosso di Pace dove l'arbitro ha valutato secondo me una scelta errata, però ci sta. Devo fare i complimenti a Casteldaccia perché avevo visto la partita contro l'Aspra e quindi lo sapevamo che non sarebbe stato facile, considerato che è una squadra appunto di carattere, grintosa e ha degli ottimi giocatori e un buon allenatore. Ecco, a proposito di quello che è successo nel primo tempo, la sensazione che si è avuta da fuori è che il rigore di Lucera abbia un po' sbloccato anche mentalmente la squadra.
Sì, ci siamo allenati bene dal punto di vista dell'atteggiamento, atteggiamento che si è visto oggi, quindi il rigore di Raimondo ci ha dato quella serenità, siamo partiti, abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-0, potevamo fare qualche altro gol perché secondo me qualche scelta di qualche fuorigioco è dubbio, però va benissimo così. Ora, prima trasferta lunga di questa prima parte di stagione, si va in casa di una squadra forte ma ferita perché ha perso nettamente alla prima. Come prepari questa partita? La prepareremo come tutte le altre, appunto con la consapevolezza che sarà una partita molto difficile, campo difficile, è una società che cercherà appunto di rifarsi, abbiamo letto ora tutti che hanno perso 3-0, quindi saranno vogliosi di rifarsi. Noi ci alleneremo sempre con lo spirito giusto, con la voglia che stanno mettendo i ragazzi giorno dopo giorno e ce lo andiamo a giocare ad armi pari. Siamo con Totò Federico, a segno anche oggi nel tris contro il Casteldaccia, diciamo che migliore esordio in campionato dopo l'ottimo esordio in casa in Coppa non poteva esserci. Sì, abbiamo fatto una grande partita, felice per il gol, per l'assist, ma soprattutto felice perché abbiamo raggiunto l'obiettivo di squadra che oggi era quello di vincere. Hai temuto un po' nell'azione del gol che Matera intervenisse, tra l'altro era pure in fuorigioco, quindi ha rischiato anche di farlo annullare. Sì, no, vabbè, temuto no, perché alla fine se segna un altro compagno l'obiettivo era vincere, l'importante era mettere la palla dentro e chiuderla, visto che è stato il gol del 3-0, poi abbiamo preso gol all'ultimo, però felice per il gol e per la squadra e per i miei compagni. Tra l'altro un gruppo molto nuovo, tu sei uno dei volti nuovi della Don Carlo di quest'anno, però la sensazione è che vi siate ormai uniti, state lavorando anche bene con mister Tummini. Sì, assolutamente, siamo un gruppo unito. Da subito abbiamo cercato di fare gruppo con i ragazzi, siamo un grande gruppo, lavoriamo bene in settimana col mister, ci fa lavorare abbastanza bene e niente, adesso testa alla prossima. E la prossima a Sciacca contro una delle candidate a un campionato protagonista che però è uscita sconfitta da Mazzara del Vallo, che partita ti aspetti? No, sicuramente una partita ostica, una partita dura, loro sono una grande squadra, hanno grandi nomi, però noi andremo lì a farci la nostra partita e poi il resto si vedrà. Siamo con Marco Mineo, partiamo dall'episodio che forse, anzi sicuramente ha svoltato la partita, che è il gol dell'1-0, da lì in poi è sembrato che la tua squadra si fosse leggermente scollegata dalla partita. Sì, l'episodio del rigore un po' ci ha fatto uscire, io credo che l'avevamo impattata anche discretamente bene, avevamo avuto 2 o 3 palle per fare male al Misilmeri, poi abbiamo preso questo episodio del rigore lì subito dopo il 2-0 e siamo un po' usciti dalla partita. Il secondo tempo un derby è bello anche per questo, quindi è stata molto veemente come partita, un po' di confusione, probabilmente se trovavamo il gol un po' prima potevamo impensierire, però credo che, ripeto, dopo il rigore ci siamo un po' disuniti stranamente, ma è logico che siamo alla prima giornata e dobbiamo lavorare. Ecco, si può dire che tra l'inizio del secondo tempo e l'espulsione di Bisogno sia mancato il guizzo alla tua squadra per riaprire la partita? Sì, ma più che altro diciamo che quando c'è stata l'espulsione di Bisogno avevo fatto 2 cambi molta attrazione anteriore, quindi avevo cercato di provarci. L'espulsione cambia un po' anche i piani e quindi poi diventa anche un'altra partita. In realtà su questi 90 minuti, 100 minuti, credo abbiamo visto 3-4 partite diverse, quindi va bene, dico, è andata in questo modo. Logico è che ci rimaniamo male per come finisce, però è la prima partita, ripeto, abbiamo modo di lavorare, non eravamo fenomeni domenica, non siamo brocchi adesso, noi dobbiamo lavorare e fare il nostro campionato in maniera serena e tranquilla. Ecco, domenica hai la prima in casa di campionato, dopo quella di Coppa contro l'Aspra si può dire che, come abbiamo detto la volta scorsa, che buona parte delle chance di salvezza del Casteldaccia passano dal Fiorilli. Beh, vabbè, come buona parte, diciamo, delle squadre che giocano vogliono vincere la partita in casa. Noi però domenica giocheremo con la Nissa, quindi avremo una settimana per prepararla e niente, ovviamente cercheremo di capire già da martedì dove lavorare, dove migliorarci, ricordandoci sempre che siamo una squadra fatta per salvarci, che l'obiettivo primario è questo e questo deve essere la mentalità e la fame che probabilmente dopo il gol ci è mancata, mentre il Misilmeri ha fatto veramente una partita molto molto intensa e ha meritato secondo me la vittoria.
Tornano in campo le squadre, tornano in campo prima quelli del San Giorgio Piana. Ci hanno comunicato che c'è una sostituzione, ma ve la diciamo tra qualche secondo. Prima una breve analisi del primo tempo. Partita molto complicata per entrambe le squadre, il San Giorgio che corre, gestisce, fa possesso, però non è riuscito a trovare le trame giuste, soprattutto è arrivata ai 20 metri, anche se ha avuto due occasioni importanti, una su calcio d'angolo, ma la più importante l'ha avuta questo uomo qui, Rocchino Serio, su un pallone perso sanguinosamente dall'Empedocrina ai 20 metri. Cancimino aveva servito perfettamente, ma la palla forse è rimasta un po' sotto al piede del numero 10 che viene dalla doppietta contro il Canense e ha spinto fuori. Questa è stata l'occasione più importante per il San Giorgio Piana nel primo tempo. Per l'Empedoclini invece comunque molti uomini stanno facendo una partita di sacrificio, infatti a libero non sembrano le squadre aver speso tante energie, però una partita molto fisica, molto maschia a centrocampo. Allora, Empedoclina, dicevo, partita di sacrificio, una moneta a testa, sta moneta Gallo e l'altra moneta per l'Empedoclina è stato Bamba. C'è un cambio per il San Giorgio, fuori Francesco Gallo che è stato ammonito e non è stata una partita facile per lui anche a livello mentale, diciamo, dopo il gelo si è un po' innervosito anche perché non riusciva a dialogare bene, insomma, e lascia il posto ad Alberto Montoro. Sono due i montoni in panchina, sappiamo sono due gemelli, Fabrizio e Alberto. Fabrizio alla 14, Alberto che sta per entrare qui a destra del schermo con la 15, entra a centrocampo quindi Chinnici, dato che Montoro è un centrocampista, passa al 4-3, infatti Serio lo vedete che si è spostato a sinistra, quindi tridente con Serio, Cariotto e Spina che passa a destra. In mezzo adesso ci mette anche un po' più di gamba, di sostanza mister Chinnici, mettendo Montoro assieme a Cuccia e Ciancimino che ha fatto un ottimo primo tempo, quindi cambia modulo e cambia un giocatore perché esce Gallo ed entra Montoro. Empedoclini invece sono gli stessi 11 della prima frazione. Si aspetta sul fischio d'arbitro. Si riparte, secondo tempo che comincia in questo istante. Iniziano a riprendere posto anche i tifosi del San Giorgio Piana in tribuna. Ne hanno approfittato magari per scendere un po', dissetarsi. Adesso fa meno caldo. Giovenco. Spina abbassa il baricentro, riesce a resistere al contrasto, poi rimessa. Altro ragazzo interessante, Lorenzo Spina. Ma lo vedremo nel corso di tutta la stagione. Qui spizzata di Cariotto per inserimento di Ciancimino che viene chiuso. Cuccia modera questo pallone, lo affida a Serio, in difficoltà qui Musa. Serio arriva sul pallone, cerca di rientrare, poi Montoro prova a giocare bene il suo primo pallone, qui forse in gioco pericoloso Musa, ha fatto subito male Montoro e infatti il numero 2 va a mettere fuori. Veramente contrasto non cattivo ma duro perché sono entrati entrambi con la stessa foga sul pallone. I Messi che restituisce il pallone, anzi lo fa attraverso Serio all'Empedoclina. Rinvio di Scannella.
Immesi. Serio, sbaglia l'appoggio troppo corto, troppo sufficiente. Musa, Immesi, lo salta con un numero. Poi però in modo troppo verso il centro l'ha portata via Polito. Bamba in mezzo a due. Palla c'è, palla non c'è. La fa sbucare e guadagna un calcio di punizione. Ci vuole anche qualche sprazzo di Bamba. Nel senso che un giocatore che ha grandi qualità, segnato alla prima contro il Bagheria Città delle Ville, anche se è arrivata sconfitta per la squadra di Porto Empedocle, ma nel primo tempo ha fatto una partita per lo più di sacrificio. Solo due là. Occhio Cuccia. Polito vuole calciare attenti in porta, pallone che non scende, termina altissimo. Giovenco. Gaio e di nuovo Giovenco. Carioto di testa per Ciancimino anticipato. Non riesce poi a stoppare il pallone a Medziao. Allora Immesi. Per Serio. Ritrova Immesi che si è piazzato internamente. Non c'è fallo sul Montoro che lotta e recupera un pallone. Grande recupero di Montoro. Serio. Dentro palla interessante per il tiro di Ciancimino che si è inserito. Montoro. Immesi. Per Serio c'è stato un colpo su Immesi da parte di Musa. Punizione. Poi un giallo. Cuccia. Immesi. Ecco Diamede Ziao. Rimessa in zona d'attacco per il San Giorgio Pena che piano piano guadagna qualche metro. È quello che serve intanto per rompere però una difesa che si sta rivelando complicata da battere con l'Empedoclina. Serio, al limite, cerca l'imbucata, si ritrova il pallone, ma l'ottima copertura di Musa. Poi spazio di secondo. Serio. Metti il pallone in mezzo al volo, scannella, facile. Non ha fretta l'estremo difensore dell'Empedoclina che vuole il rinvio lungo. Tarantino di testa Musa, palla che sfila in fallo laterale. Partita bloccata. Sono passati 5, siamo al sesto minuto, sta correndo il sesto minuto del secondo tempo. Sempre 0-0, risultato bloccato fra San Giorgio ed Empedoclina. Stiamo giocando, dai. Oh! Giallo per Carioto nel frattempo. Le sue teste. Come se non si stanno invitando a cena. Lui e Yubua nel frattempo. Gaio va a dire che va a morire entrambi. Uno e mezzo, stai anche loro. Uno e mezzo. Stiamo ottenendo. Immesi. Carioto, ottimo pallone per Serio che imbuca per Ciancimini in aria, va al cross in mezzo, deviazione di Riccobono che è arrivato in copertura. Poi spazza via Med, Ziao.
Carioto. Ancora con Yubo che lo va a prendere fino a lì. Occhio in me. Cross in mezzo. Belmonte facile. Non c'è nessuno l'Empedoclina a raccogliere. Ma rinvio Belmonte, ma svirgola un po' la palla dall'altra parte. Giovenco, attento qui su questo pallone. Spina sbaglia, un tocco in più, Zambito la porta via. Poi aggiusta questo pallone Hassan. Ciancimino con l'esterno, Musa intercetta. Scannella, lungo. Però contrasto in mezzo al campo, alla fine l'Empedoclina a distendersi con la corsa di Musa, che per la prima volta prende un po' d'aria, un po' di respiro anche nella metà campo del San Giorgio Piano. E lo fa in generale con Tormina che cerca di tornare da lui col colpo di tacco. Yuboa non si riesce a scalcare vari testi in anticipo. Montoro. Giovenco prende campo Giovenco, c'è bisogno delle sue sgasate, ignora Spina, Giovenco arriva fino in fondo, Giovenco ha fatto tutto da solo, ha ignorato tutti, va da solo, poi vorrebbe il calcio d'angolo, comandata solo rimessa al fondo. Bella sgasa di Giovenco che ha ignorato Spina, ha ignorato Carito che si stava staccando. Andrea Rinvio Scannella. Giovenco. Ricco Bono non si fa squalcare. Zambito. Palla arretrata, l'ha aggiustata Polito. Occhio in Messi 2. E aperto in cassa, ti aperto. Pallone dentro, interessante. È inserito Dormina. Polito. Tu e me in mezzo. Musa. Cross teso. Che prende anche un giro strano. Belmonte però facile. Dai Cuccia, dice mister Chinnici. Perché adesso c'è bisogno anche di supporto dei centrocampisti. Infatti sale Ciancimino. Sta facendo quasi il trequartista. Ancora una volta però si sbaglia nei 20 metri per il San Giorgio, ma si sbaglia anche lì. Luca Zambito battuto la rimessa velocemente, Ciancimino prende la traversa, accontò benissimo i rimbalzi, lo ferma in legno, ancora San Giorgio, Carioto 2 con Serio, Scannella ma c'era fuori gioco, ne è arrivata l'occasione più importante anche di quella di serie primo tempo, eccola con Ciancimino che prende la traversa, con questo pallone direttamente gli offerto dalla rimessa laterale, l'ha fatta scendere e poi col sinistro stampa sulla traversa, palla che sbatte al di qua chiaramente la linea. San Giorgio Piana colpisce un legno, Tarantino di testa, Ciancimino, Giovenco vuole più attenzione su Cuccia, mister Chinnici, che è quello che può inventare le geometrie giuste per andare in porta o per mandare in porta meglio. Spina, Carioto non riesce a dialogare, poi Polito, Tormina manda avanti questo pallone ma non c'è nessuno da quella parte. Giovenco guarda ancora una volta a strafare. Zambito Ahmed Ziao di prima senza far un tocco in più che poteva complicargli la vita. Aspetta. Si gira, alza la testa, gran palla a sinistra per Hassan. Si è alzata bene, si è bene la ripresa del San Giorgio, la formazione Arberesce. Quindi fuori gioco.
Tira Cristian Belmonte. Cariotto spizza. Serio. Gamba tesa di Serio. Falli in attacco di Serio. Fai protesta. Lancio di Yubu a cercare Bamba. Montoro. Cuccia per Ciancimino, la palla stavolta è giusta. La allarga per Spina che punta San Filippo, prende il fondo Spina, contatto! Non c'è nulla per l'arbitro che fa giocare. C'era stato un contatto fra Spina e San Filippo e qui il fallo viene fischiato su Cuccia. Tifosi del San Giorgio infuriati. Che Spina aveva preso molto bene il fondo. Poi San Filippo andò bene in copertura e Spina ha spostato il pallone allungandolo. Poi da qua difficilissimo capire l'entità del contatto. Cuccia, ottima gestione qui per Montoro, di testa allunga per Ciancimino che allunga questo pallone alto per Spina che ci crede, scannella. Aspetta. È una palla bassa, in profondità sì ma bassa, 15. Lancio di Musa, di testa Tarantino sempre con sicurezza, in Messi. Lancio per Serio, la palla interessante, è uscito Yubua che chiude. In Messi. Serio. Ora per il Messi. Serio rientra, va al cross col sinistro, non c'è nessuno sul secondo palo, la fa sua facilmente ancora Scannella. Chiusa di Giovenco. Cuccia, la vuole lui. Spina, di tacco, non era male l'idea di far passare questo pallone per Ciancimino. Poi San Filippo è scivolato da solo e allora ok, ripartenza da San Giorgio Piana che arriva al limite con Cariotto che allarga per Ciancimino, per un po' lunga. Ciancimino va al cross, troppo lungo per Serio, troppo alto per Serio. Non è stata perfetta, precisa la palla di Cariotto che ha perso una buona opportunità. E chiaramente Ciancimino è riuscita a controllarla bene, mettendo un cross troppo ampio. Prima sostituzione per l'Empedoclina, fuori Luca Zambito con la maglia numero 7, entra il numero 18. No, Zambito non esce, sono indicazioni, vediamo chi esce. Esce Hassan che è ammonito. Ed entra Lopresti. Presti, non Lopresti. Con la 18 esce Hassan che era ammonito e ha speso molto. Tra l'altro per lui c'è stato qualche problema nel primo tempo. Il calo di zuccheri che faceva molto più caldo. Adesso la temperatura fortunatamente per tutti, non solo per chi gioca, si è abbassata. C'è il primo cambio con l'ingresso di Ottavio Presti che prende il posto di la sinistra al posto di Hassan. Si scalda anche Giuseppe Duro, è entrato bene in partita contro il Carenzi. Serio. Montoro prova a passare, non c'è fallo su Montoro. Musa, raddoppio di Serio che recupera il pallone. Cariotto contro il Cobono, calcio da dietro, punizione e zona interessante quella per un ottimo tiratore come Gioacchino Serio. Ci vuole anche un episodio che proviene da questo.
purtroppo c'è il palo che ostruisce la nostra postazione, però vedremo come andrà a calciare Giacchino Serio, il 10 dal piede prelibato, che ha alzato i calzettoni perché un po' come quando c'è da rimboccarsi le maniche, lui si rimbocca i calzettoni. 4 uomini in barriera sistemati a Scannella, una mattonella ottima per il 10, per uno col suo destro. C'è anche in Mesi, però a rincorsa dritta più che altri potenza, ma nessuno ci fa pensare che non andrà. Jack Serio rincorsa corta, vediamo se toccherà comunque. Va Serio morbido! E la palla esce di un nulla, l'ha fatta scendere benissimo. E palla che va vicino al palo, occasione anche su punizione per Jack Serio. Dai Cuccia, campione! Oh, forza! Spina! Dai Davide! Oh, dai ragazzi! Oh, e quando? Dubois, va lui al rinvio, non Scannella. Rimane l'uomo dentro! Tarantino spinto da dietro da Presti, punizione. Gaio. Licauli rimbomba. Al San Giorgio ancora sullo 0-0. Empedoclina sta facendo una grande partita. Ottimo cambio lato di Fabio Gaio. Serio di prima, prova a inventare. Ahmed Ziao, copertura di Montoro che arriva prima. Serio. Cariotto si è abbassato. Va a puntare. Cariotto allarga per i Mesi. La palla è sboccata ottimamente per il 3, che non vuole affondare la corsa. Allora Serio prova a calciare dopo che sta centrato, palla larga. Questa è l'idea. Rinvierà Riccobono. Scannella forse ha qualche problema, non so. E per tempo rinviava regolarmente. Serio. Come una foca, gioca un po' di petto, un po' di spalla e poi apre alla grande su Spina. Che palla di Serio. Spina controlla, un occhio in mezzo, mette il pallone al centro. Copertura di San Filippo che è tornato sulle sue tracce. Calcio d'angolo per il San Giorgio, spinge Licauli, spinge Ascoli Chinnici. 25 alla fine. Siamo quasi a metà del secondo tempo. Il risultato ancora bloccato, reti bianche a Licauli. Ok, ottimi saltatori. Calcia in Mesi, palla che ne gira, c'è Tarantino che preferito controllare e mettere giù. Si allarga, finge il cross, salta Riccobono, poi lo mette col destro, tocca Zambito, inesauribile. Zambito, calcio d'angolo per il San Giorgio. In Messi cambia bandierina, batte ancora in mezzo, Spina di testa, palla fuori. Riuscito a schiacciare. Tarantino. Serio. Ziao, grande lettura qui, mezzo a due, girandosi. Montoro con una mano, iniziando. Riccobono. Palla centrale, la sporcata, Zambito, una palla che in teoria era destinata a Tormina. Cuccia, la scippolina lì, Zambito prova a calciare in avanti, ma Cuccia si è immolato
alla grande. Adesso Spina un po' in difficoltà. Lui è riuscito un dribbling nel secondo tempo. Bamba di forza su Tarantino, non molla Bamba. Giovenco arriva da dietro di testa intelligentemente per Belmonte. Serio, l'appoggio per Montoro che cambia lato a Giovenco. Spina, sale Giovenco che riceve ancora il prima Spina, cross in mezzo, Riccoboni calcio d'angolo. Vengono ancora i rossoneri col peso acceleratore senza toglierlo, senza scalare di marcia, anche se non parliamo di Formula 1, ma diciamo che il concetto è quello in questo momento. Immesi, secondo palo Gaio, si abbraccia con Yubua, arriva Montoro, Riccobò, non è arrivato Montoro a colpirla. Cuccia, Serio, gran controllo, poi cerca il pallone sull'insegnamento di Montoro che viene sporcato Maria comunque al 15 che saggiamente, perché è stato rimontato, si accontenta della rimessa laterale. Immesi, Montoro. Fuori gioco. Devi detergere qualche metro, Musa. Yubua, adesso l'arbitro si occupa di far ottimizzare i tempi qui. Gaio a vuoto e c'è Tormina davanti a Belmonte, la finta lo salta. Tormina con la porta vuota, palo, ci ha messo la mano Belmonte, incredibile, si è fatto anche male l'estremo difensore della San Giorgio Piana che ha fatto una parata incredibile perché ci ha messo le dita su questo intervento. Tormina non ha calciato, ma buco clamoroso di Gaio che ha mandato in porta Tormina, che con la finta poi ha saltato Belmonte, che ci ha messo una mano in tutti i sensi perché si è fatto male, ma super perché ha mandato la conclusione di Tormina sul palo. Brivido clamoroso per la squadra di casa che rischia di andare sotto. Si è ripreso Cristian Belmonte, miracoloso, al momento potrebbe essere tranquillamente lui l'eroe per il San Giorgio Piano questo pomeriggio, anche perché di eroi non ce ne sono momentaneamente, ancora stanchi. Giovenco, lungo per Ciancimino che ci crede, la palla è troppo lunga, arriva Scannella. Pronti altri cambi, quindi ci chiama Duro. Vediamo chi esce. Ciancimino ha fatto un'ottima gara ma è molto stanco. Cuccia vince questo duello, poi con l'esterno anda in porta Serio, in aria Serio, rimontato a Musa, la porta avanti Serio che mette il palo in mezzo, arriva Carioto su una palla che sembrava morta, il San Giorgio va avanti, assist di Serio e arriva sotto misura Davide Carioto che va a esultare sotto i suoi tifosi perché un gol pesante sblocca una partita complicatissima per ora, che era rimasta bloccata per tutto il tempo, e su una palla geniale di Cuccia Serio non molla, la porta avanti con la testa e trova Carioto che porta in vantaggio il San Giorgio Piano 1-0 al 73, nel momento in cui Chinnici aveva chiamato il cambio.
Infatti si vede l'importanza di questo gol da come tutti sono entrati in campo a esultare. Si sbocca Carioto, ormai si buono senza neanche guardarsi. Serio lo sa che là arriva Carioto, è 1-0, terzo gol consecutivo in 2 partite dopo la doppietta alla prima contro Riccarenze, e c'è un bel abbraccio qui con Chinnici. Il cambio modo di Chinnici dal 4-3-1 al 4-3, levando Gallo, che è una pedina importantissima del San Giorgio, per mettere uno come Montoro che è entrato benissimo in partita. Poi se allenare è come una partita di scacchi, in un certo senso ci può stare la mossa fatta, e poi tutto gira a favore dalla parata super di Belmonte, perché vale anche tanto, perché il calcio è una combinazione di cose, di eventi. Poteva segnare l'Empedoclina con quel buco di Gaio, con la finta di Tormina che a porta vuota non si sa perché non ha calciato subito, ma comunque il merito è stato di Belmonte, che si è letteralmente immolato per salvare i suoi. C'è stato anche il legno di mezzo dopo quello di Ciancimino, e poi l'azione dopo sul lancio di Cuccia e sull'assist di Serio. Davide Carioto ha sbloccato la partita. Ancora Carioto, la gira per Serio, si sono scambiati i ruoli stavolta. Serio si allarga, saltato Musa, si accentra, Serio prova a scambiare con Carioto, controllo. Carioto poteva stoppare il calcio, invece ha voluto chiudere il triangolo, sempre perché si vogliono anche divertire quelli del San Giorgio, anche se divertirsi in questo momento non è la parola giusta da usare. Cuccia per Immesi, ha visto un ottimo corridoio. Montoro, Serio, Carioto, Serio, si butta dentro ancora Carioto, anche se c'era Duro, non è entrato, e lascia il posto chiaramente Ciancimino, che era sfinito. Immesi per Carioto, a supporto Montoro, Carioto alza la testa, si accentra, vediamo se calcia. Carioto ancora, allarga su Spina, controllo, carica il destro Spina, scannella, facile, giusta l'idea. Il destro non era potentissimo, però Duro dietro, duro dietro, Peppe. Venite con Cuccia, Peppe. Duro, attaccato, non c'è fallo, forse c'è il vantaggio. Fabio Gaio, Cuccia, Montoro, Cuccia voleva un fallo. Signore, alla prossima casa. Adesso sta per entrare anche Gabriele Rubino con la 13, vediamo chi esce. Fallo, piedi duro. Cambio. Cambio. Viene Fabio Gaio ed entra Gabriele Rubino, esordio in questo campionato perché non era disponibile contro il Carenze. Lascia la fascia Fabio Gaio al suo compagno di reparto, e anche un bel abbraccio a Ivan Tarantino, che è l'altro leader difensivo e non di questa squadra. Applausi per il capitano che lascia il posto a Gabriele Rubino, classe 2002. Che bello abbraccio. Dubois. La palla spiove, Presti di testa, Belmonte non è uscito a dare potenza. Immesi
Lancio per Carioto che si allunga ma ancora non controlla. Immesi, serio, lotta, ma è arrivato prima. Montoro dietro, Montoro! Guarda! Tori! La fai? Immesi. Montoro spizza, Carioto anticipato. Comunque ottima partita difensiva di Daniele Riccobono. Forse il migliore dei suoi. San dentro. Giù! Facile per Belmonte. Vai giù! Oh! In uscita sta palla si prende, che? Un altro miracolo comunque di Mr. Chinnici, Cristian Belmonte, classe 2005. Ha già fatto una parata che può valere anche la partita, oltre alla firma di Davide Carioto che al momento la sta decidendo. Musa. La palla è buona per Bamba che ci prova. Dal nulla, alto. È dura tu questa. Oh! Montoro! Duro! Cambiato! Tu vieni a sinistra. A più calma. Belmonte al rinvio. Vola Montoro, ma vola ancora di più a San. Cuccia. Ancora Cuccia col tunnel, gran giocata. Sotto i nostri occhi poi c'è un calcio a volontà di Polito che va a chiedere scusa e poi c'è il fallo sul serio. Doppio fallo, viene fiscato quello di prima chiaramente. Non cattivo. Veloce, Mentre si scalda per San Giorgio, Zummo e Sayang. C'è stato un cambio per l'Empedoclina, è uscito Musa, molto stanco, nel campo al numero 13. Immesi dentro, Yubua poi ha completato il disimpegno. Campilippo. Lupino! Posizione! Cuccia. Lancio lungo, ottima chiusura qui da parte di Alessandro Suttino, è entrato. Arriva sulla pezza di Sutti. Bamba allarga per Sutti molto alto, dentro per Tormina che lotta con Montoro, raddoppio di Immesi, non falloso, e poi Montoro in disimpegno. Carioto preferisce perdere metri ma di fare la cosa giusta, va da Giovenco, largo Spina, Giovenco va a servire il numero 7,
dentro, il pallone per Giovenco di ritorno. Spina con le braccia larghe, perché Giovenco fa sempre questo movimento, questa volta invece l'ha interrotto e Spina l'aveva servito. Yubua, duro, Carioto duro, dentro il pallone per Serio, forse c'è un fallo, intanto Riccobon si è presa comoda e non si è accorto che sta arrivando Serio alle sue spalle. 7 alla fine, eventuale recupero, Carioto, gran contro andato via, Carioto, ancora, sempre Davide Carioto, una macchina da gol e 2-0 per il San Giorgio Piana su un altro buco difensivo e Carioto che segna la seconda doppietta consecutiva, 2-0 per il San Giorgio Piana, che molto probabilmente chiuderà la partita con questo gol. Raddoppio dei padroni di casa e Carioto ancora fa impazzire il pubblico, però una volta visto il 15 in campo non riesce a contenere la sua gioia. (2-0) San Giorgio, ancora Carioto che ha trovato un ottimo diagonale sinistro, attaccante il San Giorgio appena preso quest'estate. E si è chiesto anche il cambio Carioto, infatti è pronto Tommaso Zoom, anche San Yang, doppio cambio. Esce Carioto tra gli applausi e tra gli abbracci. MVP. Adesso sì, dopo la doppietta l'ha decisa da solo. Entra San Yang che va a prima punta ed entra anche Tommaso Zummo. Si prende gli applausi, i complimenti del pubblico e dei compagni. Davide Carioto, che ha sbloccato una partita complicata, anche chiusa, quindi sono MVP lui, non so chi altro, anche se sicuramente il secondo tempo del San Giorgio è stato un altro secondo tempo. Entra Zummo nel frattempo ed è uscito Spina. È uscito Spina, infatti largo a destra Zummo. È arrivato un altro cambio anche per l'Empedoclina, entrò Giuseppe Montana ed è uscito Yubua che aveva chiesto il cambio. E infatti Sutti si è messo centrale e Montana qui basso a destra. È uscito anche una pedina importante dell'Empedoclina, Yubua che ha fatto una gran partita, poi ha perso il duello con Carioto. In Mesi Mamba, Montana, Cormina, Cuccia senza badare all'estetica, spazza via, prende anche un colpo. Viva! Cambi quello del San Giorgio, quindi chiuderanno con questi 11 presentati: Sayang, Zummo, Rubino e Montoro e anche Duro. (88) 2-0 San Giorgio. Cuccia sventagliata per Zummo che andava verso l'aria. La traiettoria di questa sventata lo prende in controtempo. Montoro, guarda dove sbuccia, in linea col
Sei esterno, non sei mezzala. Oh. Sei esterno, Montoro! Non sei mezzala! Rubino ha contato benissimo Ottavio Presti e poi può andare con calma all'indietro. Sei esterno, Albi. Adesso va comincia a precisare Montoro che è diventato esterno di sinistra e quindi si è tornato a un 4-2-3-1 sostanzialmente, o un 4-4-2 con Serio che gioca vicino a Seinè. Anzi, praticamente Sulla la sinistra, punta, sì, qua! che sta venuto proprio accanto. Messi! Buono. Non era male idea di Tormina, allontanato Tarantino. Cy Young controlla, aspetta il rinforzo di Zummo, lo serve con una palla troppo arretrata. Pallone dentro per Serio, grande palla, Serio contro Toasutti. Una grande palla quella di Zummo. Infatti Serio l'applaude. Dai cazzo! Montoro spazza. Vedi pallone. Oh, Montana con le mani. Fuori, oh! Tormina. Fallo di Cuccia, punizione. Un minuto alla fine, ma il San Giorgio è vicino alla seconda vittoria di questo campionato, Oh, la linea, Cuccia! confezionata Montoro! da Davide Cariotto. Sarion! Oh! A posto di lui devi andare, la comanda E poi ha chiuso i conti effettivamente 3 minuti fa. E poi lascia di posto a Cy Young. Adesso sta dando spazio anche ai giovani, cosa che comunque ha fatto anche dentro le carenze. Una squadra, come l'abbiamo detto alla prima, che riesce a combinare benissimo giocatori di esperienza e giovani di qualità. Loris Spina lo sappiamo, e poi ci sono talenti da entrare da panchina quest'oggi e contro le carenze come Cy Young, Zummo, Portelli, che sono molto interessanti. Serio, si mette col sinistro a cercare Montoro che non riesce a arpionare. Tutti. Tarantino alza questo pallone e lo manda fuori dal campo. Zummo! Giocando qua a sinistra! Oh! Rubino. La spizzata di Zummo. Giuseppe Duro. Giovenco. Serio. C'è in mezzo altra parte, Serio con la finta, poi Montoro. Adesso senza affondare la lama, come si suol dire, il San Giorgio. Qui Serio. Gran numero, in mezzo a due. Guadagna punizione. E poi Polito scherza anche con Serio. Si scherza anche da 9-10. Polito ha gestito soprattutto nel primo tempo molto bene la mediana. Ha perso energia. Cuccia va alla punizione, andrà a calciare. Noi siamo al 92, siamo in chiusura di partita. Duro. Cuccia alzi il pallone, Cy Young, entra da gamba tesa Zambito. Rubino. Tarantino spazza in curva, la palla è ancora buona. San Filippo è coto malissimo. Sì, e poi ha fischiato il fallo l'arbitro. Di Zoom intanto si è fatto molto male, secondo me. Fare il volontario, però la caduta si è vista qui, non era piacevole per San Filippo. Quindi San Giorgio che sarà a 6 punti in classifica dopo 2 partite, addirittura c'è bisogno di un intervento sanitario alla banchiera Pedroglini.
Mais Allah kan zakhay, perché ti hanno di pallone. Ancora San Pippo c'è lo San Giorgio Pena che sale a 6 punti in classifica dopo il 7-0 di carenza. Questa è una partita complicata, si è vista. Sbloccata solamente al secondo tempo, ma conquistata ancora una volta grazie ai cambi di Mr. Chinnici, perché Montoro ha speso tantissimo il secondo tempo ed è stato alla fine decisivo per dare continuità sostanza a centrocampo, che era quello che mancava. Sentivo un po' che l'Empedoclina poteva avere più gamba nel primo tempo a centrocampo, e quindi è stata una mossa tattica intelligente, togliendo anche Gallo che era ammonito. Quindi questa vittoria è di Chinnici, è del pubblico, ma è dei giocatori. Insomma, il San Giorgio continua a unire perfettamente i puntini, tra virgolette, di una costruzione societaria, di un mercato, di una dirigenza estiva che è stata importante e lo continuerà ad essere tutta la stagione, per puntare in alto, molto in alto. Mentre Empedoclina cerca il gol della consolazione, o meglio, saremmo sul 2-0, ma comunque saremmo sul finale di partita. Sembra quasi non voler attaccare, tanta stanchezza. Il pallone alto per Montana e forse il fischio arriva anche se c'è un altro po' da giocare. Facci salire. Prendi palle. Su. Immesi, Cuccia, Conquista. Montoro, sempre liberissimo. Montoro ci mette gambe in questa corsa, poi serio, nasconde il palla a Montana. Conquista fallo. Si rimette lì il pallone. Montoro, serio col cambio gioco. Zummo, ottimo controllo, ottimo dribbling, grande spunto di Zummo, che voleva un super gol per chiudere in bellezza, ma glielo nega Scannelli in calcio d'angolo. Tutto il talento di Zummo, che ha controllato una sventagliata di serio, poi si è acceso col dribbling e col destro. Calcio d'angolo, probabilmente è l'ultima azione di questa partita. Serio. Tarantino. Duro. Ancora Serio. Bello il triangolo nello stretto, su cui arriva sempre Serio, che va al cross, scalcò Duro, scalcato Cannella, la palla è ancora buona, la mette per legge uscita e fischia 3 volte il direttore di gara. Il San Giorgio batte l'Empedoclina 2-0 in una partita complicatissima, sofferta tanto nel primo tempo quanto nel secondo, fin quando non c'è stata svolta la partita col gol di Cariotto, che poi ha raddoppiato e chiuso la partita. Altri 3 punti per gli uomini di Mr. Chinnici, che con un'altra mossa tattica porta a casa 3 punti, punteggio pieno in una partita comunque sofferta e sempre con un'ottima spinta del pubblico. Federico Valdarella vi ha raccontato questo match. Alla prossima.